di avril dall'anno 1077, Indri, Rico IV, imperador del Sacro Imperi Romano Germanic, al nomine patriarche di Aquilea a Sigeardo di Belstein, clamaziar, coi titoli di principe feudal, duce del Friul e marchese di Istria, dando così nascite al Stato patriarchiale di Aquilea, anche conosciuto come la patria del Friul. Con questo segno si mette ad una unità territoriale, etnica e culturale costituita e consolidata da di un lungo percorso storico. Allora le facciamo corte. Tornando il 3 di aprile del 1077, anche Mauve rappresenta un momento significativo per le comunità furlane che le riguardano in Friul come a Tor Palmont, dove che assicchiaten i tanti focolari furlans, celebrando quest'anno un nuovo anniversario della fondazione del Patria del Friuli. Il patriarcato arriva ai suoi fini dall'anno 1421, quando il territorio furlan ha sofferto un'invasione dai veneziani, restando così sotto la sovranità delle Serenissime. O possiamo dire anche che il furlan è una lingua romanica che continua in forma diretta il latino che si fevelava in regione di Aquilea sulla fonte di lingue di sostrato pre-romano. Storie e ha definito una sua clara fisionomia dal quadro delle lingue romaniche. Voi è più vivo che mai che ha des mans des giorni generazioni che vi ho detto. Furlanis che vogliono recuperare i loro lidris per poter comunicarsi con il sapore delle nostre storie e vivere il presente al Friuli. Non è miglior forma che di fare feste per nascite di patrie che scominciando allora col tager di Furlan.